che venga ripristinata la legalità sull'aeroporto di Treviso. A denunciarlo senza se e senza ma il portavoce del Comitato contro l'inquinamento del Canova, con una lettera inviata ai Ministeri dei Trasporti, della Salute e dell'Ambiente. ENAC, l'Ente Nazionale Aviazione Civile, ha le colpe di non aver dato una risposta a quello che per termini di legge dovrebbe essere data sia ai cittadini che all'ambiente nei dintorni aeroportuali. La clamorosa denuncia dopo l'esternazione del presidente di Save, Enrico Marchi, che torna a presentare il progetto di ampliamento dello scalo, nonostante le 3 bocciature della Commissione di impatto ambientale e il conseguente ritiro del master plan a luglio scorso da parte della stessa Save con ENAC. Ampliamento di movimenti voli e passeggeri che, ricordiamolo, porterebbe lo scalo trevigiano dagli attuali 2.300.000 passeggeri all'anno a ben 4,5 milioni di passeggeri. Quindi noi contestiamo l'ennesima esternazione del presidente degli aeroporti di Treviso e di Venezia, Enrico Marchi, di dire che lui aumenterà i voli. Il Canova così com'è è troppo rumoroso e troppo grande in un contesto già altamente urbanizzato, denuncia il Comitato. La Save o Air 3 devono tirar fuori i soldi per le mitigazioni. Questo aeroporto non può più convivere con la gente in questa situazione.